Cosa aspetti? Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. L'altra domenica non è un programma che va in onda dappertutto, va solo sulla rete 2 della AI e questa è l'altra domenica. Scusate, ma io quando sento Ruben and the Jets con All Night Long del 1973 non posso non pensare all'immenso Renzo Arbore, a quell'immenso programma che fu l'altra domenica, signore e signori, un programma veramente geniale, in un mondo come la Rai degli anni 70, dove anche quel programma fu un programma di rottura, esattamente come lo era stato Bandiera Gialla per voi giovani, Alto Gradimento alla radio. Grazie cara Natalia, amiche e amici miei, ma non della... e come non dimenticare il regista dell'altra domenica, Ude Salvatore Baldazzi, come lo chiamava Renzo Arbore. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1066 di oggi, martedì 28 di ottobre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Orbene, vi ricordo anche le coordinate a cui incrociamo, 340-670-9659 oppure il telefono 0292947222. Quando lo dirò io, vi preannuncio che per le 18.35 dovremmo avere con noi
il senatore Claudio Borghi Aquilini, se non dovesse esserci stasera, noi manderemo un interessante faccia a faccia con la collega Manuela D'Alessandro Dell'Aggi, con cui oggi pomeriggio io mi sono confrontato a proposito di alcuni fatti avvenuti nelle carceri italiane, dal Beccaria a Milano, passando per il carcere di Torino dove è morto un detenuto obeso, il signor De Leo, 260 kg, e c'è stata una forte polemica sulla possibilità o meno di trattarlo in carcere, di fargli scontare la pena in carcere. E poi ancora parleremo di Garlasco, parleremo di una curiosa affermazione da parte dei magistrati a proposito dell'eco mediatica di questo caso e molto, molto altro ancora. Ma adesso sono le 18:19, possiamo mandare lui, l'implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, con il diritto e rovescio. Vai pure, Natalia. Ti chiedo scusa, Antonino, al momento non ce l'ho il dritto e rovescio. Eh già, perché io sono un pirla, è vero, non te l'avevo. Scusate, il bello è la diretta. Aveva detto Gianni Minà. Va bene, allora andiamo con il quid con il senatore Nino Germanà, recupereremo il diritto al rovescio più tardi. Il senatore Nino Germanà, abbiamo parlato del ponte sullo stretto. Vai pure, Natalia. Qui Parlamento. E allora il mio gradito ospite per questo qui Parlamento di stasera è il senatore Antonino Germanà, che voglio ringraziare. Nino, chiamatemi Nino. E sono Nino anch'io, perché io sono Antonino Più pure. confidenziale. Va bene. Allora, il senatore Nino Germanà, che ho il piacere di avere di nuovo come ospite. Senatore, allora, questo benedetto ponte sullo stretto, da un lato, Da fare. e su questo mi pare che siamo ampiamente d'accordo tutte e due. Però, detto ciò, appunto, c'è la Corte dei Conti che vuole ancora fare un'ulteriore valutazione. E però intanto WeBuild si è beccata qualcosa come 4.000 domande, 4.000 richieste d'assunzione. Allora, qua non mi pare che siamo alle favole, qua siamo a qualcosa di concreto. Però... Ma no, però niente, però le favole le racconta solo l'opposizione. Perché che siamo qualcosa di concreto noi lo sappiamo bene e ne parliamo da tempo. Per quanto riguarda le richieste e le integrazioni che chiede la Corte dei Conti, noi siamo ben felici che lo faccia, perché siccome stiamo parlando dell'opera ingegneristica più importante del secolo, dove ci passeranno sopra milioni e milioni di utenti, è chiaro che quando parte un cantiere così importante deve partire bene. Allora chiedono ancora integrazione, noi siamo felici di questa richiesta, diciamo, ecco, saremmo stati più felici se andavamo più spediti. Comunque va bene, le autorità competenti stanno già predisponendo in queste ore tutte le risposte, ovviamente nella piena consapevolezza di avere sempre agito nel rispetto di tutte le norme e nell'esclusivo interesse del Paese, del Mezzogiorno e della Sicilia. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello che noi sapevamo bene, la Sicilia e il sud intero hanno fame di lavoro da sempre. E purtroppo questo gap infrastrutturale che ci divide dal resto dell'Italia è noto e certamente, come ho detto altre volte, non l'ha creato l'autonomia differenziata che ancora non esiste, anzi forse l'autonomia ci aiuterà. E questo non è più propaganda, ma è un dato di fatto. Nel primo giorno dell'avvio della campagna delle assunzioni sono arrivate 4.000 candidature e più di 50.000 accessi al sito del contraente generale del ponte. Ecco, questo dovrebbe zittire definitivamente, ma so che non lo faranno mai, io lo dico provocatoriamente perché ormai siamo veramente anche noi irritati da questo atteggiamento ideologico delle opposizioni, zittire definitivamente Ino Ponte e soprattutto dovrebbe fare arrossire la CGIL. La CGIL che è quel sindacato che va contro i lavoratori. Mi pare che ho detto tutto. Senatore, sa a chi sto pensando? A quelli che ogni volta in cui si fa un post sul ponte puntualmente mettono la faccina che ride e puntualmente dicono ma Salvini, ma la Lega, ma vi prendono in giro, ma non lo faranno mai.
Diciamo che ci sono le opposizioni che fanno il loro lavoro, anche se noi non lo condividiamo, e poi ci sono i leoni da tastiera, che sono quelli che non hanno nulla da fare, ci sono quelli arrabbiati con la vita, ci sono quelli che vivono di odio. Purtroppo ormai conosciamo questa categoria, no? Che purtroppo sono tanti, che non avendo mai avuto il coraggio di intervenire in un dibattito pubblico, mai avuto il coraggio di fare una candidatura a un consiglio comunale, trovano sfogo nel web. Quindi diciamo, qualcuno, anch'io inizialmente mi arrabbiavo tanto quando vedevo quei commenti pieni di odio e di rabbia. Qualcuno poi mi ha fatto notare, mi ha detto non dargli peso perché è una categoria che comunque non la convincerai mai, e così sto facendo e vivo meglio. Ecco, anche perché basta con questi discorsi nord-sud. Io sto parlando del ponte con un senatore della Repubblica Italiana che è messinese da 7 generazioni o giù di lì, per cui mi viene un po' difficile pensare che sia l'ennesimo atto coloniale, come scrivono questi su Facebook, tutta questa serie di fesserie. Senatore, Finalmente sì, il ponte è il scatto di questo sud. appunto. Senatore, ecco, il cantiere, ma che bella ricaduta avrà per quanto riguarda il lavoro? Ma è una ricaduta impressionante, lo stiamo vedendo, ecco, da queste prime ore del lancio da parte della WeBuild di Eurolink, ma non avete idea, noi come sapete al sud il mio numero di cellulare ce l'hanno tutti, lei non ha idea, gli amici che ci ascoltano, che magari al nord è un po' diverso, le centinaia di messaggi che mi sono arrivati per sapere come dovevano fare, se c'erano possibilità di strade agevolate. Ecco, io questo lo dico, io ovviamente rispondo a tutti, mandate la domanda, poi ci sarà una selezione, ci saranno tutte le cose, non esistono strade agevolate, anche perché le imprese devono scegliere lavoratori che abbiano le capacità, che siano formati per fare un certo tipo di lavoro, ma questo significa che c'è tanto bisogno, ci sono tante famiglie, tanti ragazzi che sono andati a lavorare, che hanno trovato fortuna al nord, che già lavorano al nord ma che vorrebbero ritornare in Sicilia e vedono in questa infrastruttura una grande occasione. Quanti lavoratori? Tante, saranno decine di migliaia, ma non solo a lavorare sul ponte, ma a tutte quelle opere su cui questo governo sta investendo come mai in precedenza dal dopoguerra. Voglio ricordare i 70 miliardi che ci sono di investimenti sull'alta velocità tra Calabria e Sicilia, di cui già quasi 40 messi a terra, 70 è tutto il programma, ma quasi 40, se non sbaglio poco meno di 40 già sono finanziati, e quindi già ci sono decine e decine di padri di famiglia che ogni mese portano lo stipendio a casa. Quindi sarà il ponte il grande attrattore, io lo ripeto sempre, non mi stancherò mai, il ponte è il grande attrattore, lo è stato tanti anni fa quando abbiamo completato la Messina-Palermo, lo è oggi per tutti questi motivi, quindi un riscatto del sud, solo così si può chiamare. Non è il banale attraversamento di 3 chilometri dello stretto di Messina. Ecco, non si può ridurre, minimizzare così soltanto a questo. Ecco, mi permetto di... Molto di più. Certo, infatti mi permetto di fare un piccolo corollario a quello che lei diceva sull'alta velocità. Dopodomani aprono i primi 38 chilometri della nuova Palermo-Catania, della nuova ferrovia Palermo-Catania. Esatto. E questo è un fatto. A ricordarmelo. Dopodomani, mercoledì, avremo questa inaugurazione, questa apertura dei primi 38 chilometri del raddoppio ferroviario. Esattamente Bicocca Catena Nuova. Catena Nuova, sì. Che è l'itinerario del raddoppio ferroviario Messina-Catania-Palermo, perché dobbiamo ricordare che le reti TEN-T sono strategiche, in quanto strategiche vedono il collegamento di tutte le città metropolitane, quindi l'alta velocità che arriva a Reggio Calabria, Villa San Giovanni in questo caso, Villa San Giovanni, Messina, Catania, Palermo. Quindi anche la Sicilia potrà avere l'alta velocità.
alta velocità, che va ricordato, il treno ad alta velocità non è scomponibile, quindi senza l'attraversamento stabile la Sicilia non avrà mai l'alta velocità. Esatto, anche perché del resto, quando anche si facesse un treno a 4 elementi come si era ipotizzato qualche anno fa, sì, va bene, traghetti intanto un treno da 4 elementi che saranno sì no 100-200 persone, ma l'altra cosa è che comunque lo devi traghettare e sei sempre esposto al maltempo nello stretto, il vento e tutto il resto, quindi l'alta velocità va a farsi benedire. Senta, senatore, adesso quali saranno i suoi prossimi impegni? I miei prossimi impegni, adesso sono a Palermo a un vertice di maggioranza, dove anche qui in regione, io sono segretario regionale della Lega, del partito. Nelle prossime settimane, addirittura già nella prossima settimana, si porterà la manovra anche qui all'Assemblea regionale. E poi domani mattina a Roma alle 13 votiamo i presidenti in commissione. Io sono segretario della Commissione Ambiente del Senato. Domani alle 13 votiamo i presidenti delle autorità, i nuovi presidenti delle autorità portuali. Eccellente. Allora, senatore, grazie e buon Gli impegni lavoro. non mancano. Grazie a voi sempre che mi date voce. Prego. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Yeah.
Parlamento. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:34 minuti e 15 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma io voglio salutare il padrone di casa, perché lo sapete, al martedì Zoom diventa in realtà diciamo lo stato che circonda un enclave. L'enclave è Scuola di Magia e il capo dello Stato è lui, il senatore Claudio Borghi Aquilini. Buonasera senatore. Ma magari fosse così, sarebbe bello. Comunque, buonasera a tutti. In questo momento sono allegramente in coda per il taxi qua a Roma. La gente poi dice: ma scusi, ma lei è Borghi? Sì, sono Borghi, ma non c'era l'auto blu? No, non ce l'ho l'auto blu, quella lì è una roba inventata dai grillini. Sono qui in piazza Cinque Lune a aspettare di trovare un taxi dietro una lista di turisti dalle più svariate parti del mondo. Ma intanto io sono molto fortunato, perché appunto mentre gli altri sono semplicemente dei turisti dall'altra parte del mondo incavolati perché sono qui a aspettare il taxi, io invece sono, come giustamente hai detto tu, nell'enclave dove sono il presidente, il padrone di casa, vale a dire la Scuola di Magia. E direi che secondo me è opportuno iniziare dalla visita che abbiamo avuto oggi, no? Che è quella del presidente Orban. Ecco. Dove a un certo punto tutti dicono: che vergogna, no? Parla addirittura con Orban, la Meloni e Salvini soprattutto. In realtà bisogna un po' riflettere, no? Sul fatto del perché sia considerato da parte di qualche anima bella sedicente democratica una cosa riprovevole parlare con Orban, no? Mentre invece è una cosa che ne so, ottima o similare parlare che ne so con quello che è stato eletto in Romania annullando le elezioni dove in teoria doveva vincere qualcun altro, no? Certo. Secondo me uno dovrebbe pensarci su un attimo e ragionare dicendo: ma scusate, cos'è la vostra democrazia? La vostra democrazia è quello che sta bene se vince chi vi piace e altrimenti le cose sono antidemocratiche? Ma abbiamo appena sentito dire a Elly Schlein che dove governa la destra c'è il rischio per la democrazia, l'estrema destra. Assolutamente quindi. Sì, cioè, c'è chiaramente la deriva nazifascista, no? E così del tipo, e quindi sono cose che non vanno bene, non bisogna neanche rivolgergli la parola, non bisogna neanche stringere la mano, no? E similari. Aggiungo un'altra cosuccia, insomma, no? Ci sono state le elezioni di medio mandato in Argentina. Già. Forse mi sono divertito molto. Con tutto che io ho delle mie riserve su Milei, per carità, no? Anche se alla fine, senza fare troppi discorsi economici, la verità è solo una, cioè Milei è riuscito ad assicurarsi la simpatia, diciamo così, di Trump, sì. E Trump gli ha rinnovato i prestiti.
e quindi il paese è salvo. Quindi uno può vederla un po' come cavolo vuole, ma Milei ha salvato il paese. Perché se non fosse stato, diciamo così, nella manica di Trump, il Fondo Monetario Internazionale non avrebbe rinnovato i prestiti all'Argentina e l'Argentina avrebbe fatto una delle sue periodiche esplosioni, no? Infatti. Ma ciò nonostante, se avete notato, no, l'esplosione di informazioni che c'era nella stampa, no, quando nelle elezioni di Buenos Aires il partito di Milei, le elezioni regionali di Buenos Aires, il partito di Milei 2 settimane fa non era andato così bene, basta, è finita, la morte, la distruzione e cose di questo tipo, e invece improvvisamente scopriamo dopo come vanno le cose. Questa roba suppongo succederà anche da noi passando dalla Toscana al Veneto, no? Oppure mi verrebbe anche da dire se si facesse il passaggio dalla Toscana elezioni regionali alla Toscana elezioni nazionali. Ci saranno delle differenze e anche qui aggiungo un'altra cosa, perché ci sono delle magie che vengono fatte anche durante le elezioni, no? Sì. Come si chiama? Milei ha fatto usare per la prima volta una cosa che si chiama BOP e uno dice che roba è questo? È un titolo di Stato, no? Similari? No, molto semplicemente è la scheda per votare di carta unica. Tu vai al seggio, ritiri il tuo voto e lo metti nell'urna. Punto. Prima c'era il voto postale, il voto del coso, il voto dei papelle, il voto del mandato e quell'altro, il prevoto, no? Il voto elettronico, il carpiato e cose di questo tipo. Sarà un caso, ma è bastato passare dal voto delirante con tutti i modi, no? Al voto unico, singolo, vai alle tue cavolo di sezioni e ci metti dentro il tuo voto nell'urna e a distanza di 2 settimane il cambiamento è stato, direi, sostanziale. Sì. E quindi da tutte queste belle informazioni che abbiamo messo in questo momento sulla griglia, no, della nostra cucina giornaliera della scuola di magia, che cosa possiamo trarre? Che innanzitutto se vogliamo salvarci da degli scherzi da prestigiatore di chi non ha particolare interesse alla democrazia, è meglio evitare qualsiasi forma di voto elettronico, voto postale e così via, perché di solito tende ad andare male. E la domanda che dobbiamo farci a seguito di questo è: perché tende ad andare male? Questa cosa è collegata con la questione Orban. È molto semplice perché tende ad andare male, perché se abbiamo delle persone che non riconoscono validità democratica o dignità democratica a una persona perché per loro è il male e invece noi siamo le forze del bene, quindi qualsiasi cosa può essere fatta o deve essere fatta ed è lecito farla in modo tale da fermare l'avanzata del male. Voi allora capite che di fronte a fermare l'avanzata del male, che problema è un broglio in più o in meno? Anzi, certo. È una buona azione, no? Io trucco le elezioni, ma mica lo sto facendo perché sono un figlio di puttana. Trucco le elezioni perché sono uno che impedisce il fascismo. E quindi come tale la mia coscienza non solo è tranquilla, ma sono un meritevole, sono un partigiano, sono un patriota, no? E voi capite che questo tipo di atteggiamento è una cosa che ha in sé dei semi molto pericolosi, perché si basa esclusivamente su un fattore,
che è la pazienza della controparte politica. Cioè, finché noi, intesi noi, diciamo, votanti non di sinistra, mettiamola così, siamo pazienti e ce la facciamo andare bene, e pazienza, e va bene, così di questo tipo, il mondo così come lo conosciamo rimane in piedi. E devi però, il tuo problema è che ogni elezione dovrai fare, invece che il salto in lungo, dovrai fare il salto triplo. Perché senza il salto triplo poi il rischio è che le cose non vadano particolarmente bene, no? O come abbiamo visto in Romania o da altre parti. E Trump, diciamo, lo descriveva con un bello slogan dei suoi, no? Dice: la vittoria deve essere too big to rig. Traduco, anche se fa rima, così grande da non poter essere truccata. No? Infatti. Però altrimenti, se invece finisce la pazienza di chi invece subisce questo tipo di costante assalto alla legittimazione democratica della nostra vita, ma allora a questo punto capisci che si va verso la guerra civile. È ovvio che tutti vorremmo evitare, no? Mi pare chiaro. Ma però questo, dato che io spero che tutti capiscano, no, quanto bisogna combattere questo tipo di deriva antidemocratica, tale per cui ci sono i buoni e i cattivi invece di essere persone che la pensano diversamente, per cui c'è il male e il bene e similari, perché sennò fa male per tutti. Quindi Ecco. Orban è una persona che è stata eletta a raffica nel suo paese. È una persona che adesso andrà alle elezioni con uno che è un ex del suo partito, è uno spinto da ogni tipo di potere forte mondiale, cose di questo tipo, e va a fare le elezioni contro di lui. Al momento alcuni sondaggi, ovviamente commissionati dalla solita elite del mainstream mondiale, lo danno addirittura in testa. Probabilmente non è vero, ma intanto le cose stanno così. E quindi significa che alla fine non è l'autocrate come lo dipingono, è uno che va alle elezioni esattamente come gli altri, si sottopone al giudizio dei suoi elettori. E già solo per questo, come osi definirlo impresentabile, intoccabile, inguardabile, no? E così via. Orban è uno che per 3 volte è stato preferito dai suoi cittadini, dal voto dei suoi cittadini, agli altri che si erano presentati come concorrenti. È una persona che incidentalmente, faccio notare, ha immigrati zero nel suo paese. E per questo, dato che è cattivo perché lui non si prende le quote di immigrati, non fa passare questo, non fa passare quest'altro, ogni giorno che passa paga una sanzione all'Unione Europea. Ma giustamente lui dice: io sinceramente ho promesso ai miei cittadini che ci deve essere immigrazione zero, piuttosto pago la sanzione. Ma cioè, capite che io una persona del genere devo andare a farmi spiegare alcune cose, non è che devo trattarlo male, perché in realtà stiamo parlando di una persona che dal mio punto di vista, così come Salvini, ha fatto questa cosa incredibile per un politico, che è mantenere quello per cui era stato eletto, avendo la possibilità di farlo, no? Perché ogni tanto ci sono i gonzi che vanno a prendere qualche promessa elettorale di Salvini, poi votano un altro, no? E chiedono a Salvini conto delle promesse che non può mantenere perché non ha la maggioranza. Questa è una roba che a me manda i matti, no? Cioè dice: il video, non so, avete presente il video di Salvini con le accise, no? Ok. Ma poi non le ha abbassate. Ma io c'ero fuori dal primo Consiglio dei Ministri con i 5 Stelle. Lui è arrivato, la prima cosa che ha detto: ma le abbassiamo le accise? E dall'altra parte ha detto: ma di la verità noi vogliamo alzarle, perché le accise sono
un deterrente per la macchina elettrica che invece noi vogliamo spingere a tutti i costi. E dato che però noi avevamo il 17% e quella avevano il 40%, la discussione poi finiva lì. No, ne vanno a chiedere conto a Salvini. Quindi, cioè, anche diciamo così, quelli potenzialmente dalla nostra parte dovrebbero prendere un monito da questo atteggiamento che la sinistra ha nei confronti della democrazia. Perché tante volte il margine a questi per prevalere nonostante le loro idee non siano affatto in maggioranza, glielo diamo noi con divisioni senza capire come funziona o similari o senza o chiedendo l'impossibile, no, in certi casi dai nostri rappresentanti. Per cui insomma il personaggio Orban secondo me deve essere tenuto in alta considerazione, perché stiamo parlando di uno che non ha problemi ad andare contro tutto o contro tutti, di uno che va contro tutto e contro tutti partendo dal presupposto che la sua gente gli ha chiesto di fare così. E un'ultima lezione che dobbiamo imparare dal personaggio Orban è che lui può andare contro tutto e contro tutti senza particolari problemi, perché è bravo uno, ma due perché ha la sua moneta. Perché se Orban avesse l'euro sarebbe già stato cacciato a pedate, a colpi di spread, a colpi di qualsiasi altra cosa da secoli. Viceversa lui ha il fiorino ungherese. Per cui sulla base del fatto che lui ha il fiorino ungherese, la sua legge di bilancio se la fa come vuole, non deve entrare al 3% perché se non entra al 3% allora la procedura di infrazione, allora le regole europee, allora il patto di stabilità, per un motivo semplice, che per chi non ha l'euro il patto di stabilità non esiste. Questo mi sembra che troppi non lo capiscano, eppure è opportuno ricordarlo. Il presidente Orban non ha i vincoli derivanti dal patto di stabilità e non deve chiedere pietà a nessuna, non sa che cosa sia lo spread, e non deve chiedere pietà a nessuna banca centrale europea perché ha la sua moneta. Per una cosa è tutto sommato dipendente dall'Unione Europea, e questo forse va tenuto presente, che l'Ungheria, così come la maggior parte dei paesi dell'Europa dell'Est, essendo che parte da un livello di ricchezza più basso rispetto al nostro, è un paese che riceve soldi dall'Unione Europea. Quindi l'unica arma, diciamo così, di ricatto che hanno quelli dell'Unione Europea nei confronti di Orban è non ti diamo i soldi, che peraltro sono anche nostri. Ma noi, incredibilmente, che invece quest'arma di ricatto non potremo averla perché noi dall'Unione Europea non riceviamo niente e paghiamo, siamo ancora nello stupore, no, magico del mondo dove, oddio, se l'Unione Europea ci sgrida, ci sanziona, che cosa mai faremo? Io spero che ogni tanto queste riflessioni vengano fatte e aggiungo ultima cosa, perché tanto adesso saremo sicuramente arrivati al momento della pausa. No, ancora no. Il fatto che che qualsiasi paese dell'Est Europa venga riccamente pagato, perché un paese è più pagato tanto più parte dal basso dal punto di vista della ricchezza per persona, no, di quel paese. Immaginatevi che diamine succede la volta che dovesse entrare, come qualche sconsiderato tenta di presentare, se dovesse entrare nell'Unione Europea l'Ucraina. Significherebbe un paese enorme, poverissimo, ancora più povero perché esce fuori da una guerra,
che farebbe quindi schiantare ogni tipo di bilancio dell'Unione Europea, perché se si volessero mantenere gli attuali livelli, no, di ripartizione del denaro, il conto sul tavolo dell'Italia per il bilancio dell'Unione Europea, che oltretutto poi sarà quello che dovrà decidere il rimborso del PNRR e così via, no, sarebbe astrale. Cioè noi significa che noi dovremmo, a parità di regole, chiudere ospedali, tagliare pensioni, mettere tasse e cose di questo tipo per mantenere non solo la parte dell'est europea, ma soprattutto per mantenere l'Ucraina. Quindi io direi che gli ho già detto anche pubblicamente alle ultime dichiarazioni contro quando era in Parlamento il Presidente Meloni, lo ricordo anche a voi, perché questa roba qua di gente che si sente buona, si sente europeista, si sente solidale dicendo che l'Ucraina deve entrare nell'Unione Europea e però vuole stare nell'Unione Europea, perché se no io dico vabbè, ci può entrare tranquillamente l'Ucraina ma esco io. Per cui ecco, a proposito di questo, giusto questa settimana Politico.eu, che è un giornale online molto informato sui fatti delle segrete stanze di Bruxelles, osservava proprio questo, cioè siccome ci vuole il voto all'unanimità per avere l'ingresso dell'Ucraina in Europa e naturalmente l'Ungheria si oppone, si sta cercando di pensare di trovare un modo per aggirare questo obbligo di unanimità. Uno di questi sarebbe dare l'avvio comunque a dei colloqui. L'Ungheria a questo punto fa ricorso alla Corte di Giustizia europea e la cosa si trascina, ma si trascina a un punto tale che comunque ormai i colloqui sono un dato di fatto e si sta per arrivare all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, che però mi sembra un pannicello caldo, perché in ogni caso non supera il problema dell'unanimità. La seconda cosa che dice Orban, che ha parlato anche con politico e già l'aveva detto nel mese di giugno scorso, Orban aveva fatto fare questo referendum popolare nel quale aveva chiesto al popolo se fosse favorevole o contrario all'ingresso dell'Ucraina in Europa. 2 milioni di voti, più dell'80% ha detto di no. Quindi lui è andato a Bruxelles e ha detto io ho 2 milioni di voti certificati da un notaio che mi danno il compito di parlare in questo modo e allora a maggior ragione io non voglio stare dentro una comunità che ha al suo interno un paese che si trova in guerra. E allora Politico si chiedeva, dopo la Brexit anche la Haxit, cioè l'uscita dell'Ungheria dall'Unione Europea, è possibile uno scenario del genere, senatore? Ma lui ovviamente non lo farà mai, no? Proprio perché l'Ungheria fa quello che vuole e dall'altra parte riceve molti soldi dall'Unione Europea. Per cui non è particolare il suo interesse. È possibile che ci sia qualcuno che già stanno brigando dicendo cacciamoli fuori, no? dall'Unione Europea. Solo che dall'altra parte è evidente che il discorso di cacciamoli fuori dall'Unione Europea in realtà poi fa capire che in realtà non è così ovvio, perché il famoso discorso della sì, Unione Europea attrattiva per tutti, indissolubile, no? E cose di questo tipo, poi si rivela essere una carpinata. Tra l'altro mi permetto di osservare una cosa che osservava sempre Politico.eu. Questo tema di aggirare l'unanimità crea una serie di problemi non solo all'Ungheria, ma anche ad altri paesi. Per esempio, la Bulgaria non vuole l'ingresso della Macedonia del Nord, che pure sta cercando di entrare nell'Unione Europea. I polacchi hanno il loro ben dire, il loro da dire contro la Moldova, perché anche la Moldova vuole entrare nell'Unione Europea. Quindi ma il fatto che tutti questi qui vogliono, tutti questi paesi molto poveri vogliono entrare nell'Unione Europea, verrà il dubbio, no? Che forse c'è qualcuno che paga e che siamo noi? No, cioè perché c'è perché c'è il regalino, no? C'è il come si chiama? Aspetta,
Aspetta che finalmente sono arrivato al taxi. Un attimo. Sì. Allora, nel mentre noi mandiamo il jingle, così può salire sul taxi. Vai col jingle, Natalia. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 18:59 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Claudio Borghi, Antonino Danna al microfono con voi per Scuola di Magia. Senatore, allora, è salito sul taxi? Sì, sono salito. Benissimo. Allora, ordunque, appunto, stavo dicendo, questi paesi poveri che però, insomma, il grasso bilancio europeo attrae, solo che io mi chiedo quanto grasso nel momento in cui c'è per esempio la Germania, che è tutto il settore automotive che ormai sta andando in malora, la Francia che è in stato confusionale e lo sarà almeno per altri 6 mesi fino a quando chissà chi vincerà le elezioni, la Spagna meglio che non ne parliamo, dopodiché restiamo noi altri. Noi altri che normalmente al tavolo, diciamo fino a questo governo, al tavolo del poker abbiamo sempre fatto la parte del pollo, no? Voglia. Quindi serviva anche come equilibrio, mi verrebbe da dire, no? di questo sistema, perché alla fine se c'era uno che pagava, no? E non aveva particolari vantaggi, ecco che dava una ragione un po' a tutti di rimanere lì, perché è ovvio che la Germania da una parte è vero che lei paga, no, per il bilancio europeo, ma dall'altra parte grazie all'euro ha dei vantaggi clamorosi, perché l'euro gli consente, è la cosa che, come abbiamo spiegato 1 milione di volte, gli ha consentito di avere quel suo enorme surplus commerciale, perché rendeva tutti i suoi prodotti scontati, diciamo così, nei mercati mondiali. La Francia credeva di fare lo stesso e soprattutto ne veniva fuori col fatto che in una maniera o nell'altra le regole, specialmente sul commercio, sul possesso delle società estere, sull'antitrust, no, e così via, tendeva a fare quello che voleva. E poi oltretutto basti pensare che in questo momento controlla la Banca Centrale Europea per tramite di una sua persona, e che non era Draghi, cioè Draghi nel senso è stato chiamato lì perché ragionava come un tedesco. La Lagarde è organica al sistema di potere francese. E il risultato era che c'era soltanto l'Italia così, in questa curiosa posizione di pagatore senza avere la possibilità di dire niente, e anzi per tramite del Partito Democratico piegata a fare, diciamo, il reggicoda di quelli che avevano degli interessi contrari al nostro interesse nazionale. Devo dire a questo proposito uno dei fatti veramente importanti avvenuti nella settimana
è stato, e quindi insomma è giusto che ne parliamo qui perché magari qualcuno non l'ha notato, non l'ha saputo, le grandi sconfitte non vengono mai pubblicizzate, no, sui giornaloni, e quindi magari qualcuno può anche non saperlo, ma invece grande sconfitta per il sistema, grande vittoria nostra. Dopo molto tempo di preparazione, di spiegazione, di insistenze e seminari, durante la sessione di comunicazione del Presidente del Consiglio in Senato settimana scorsa, la Presidente Meloni ha detto una cosa molto importante, che è che l'Italia si oppone a cambiare la regola della unanimità nell'Unione Europea, e quindi le cose che, come tu hai raccontato fino adesso, no, che ci sono tanti stati che mettono veti nei confronti di altri, questa cosa, che lungi dall'essere un problema è la salvezza, in realtà ce la terremo stretta, nonostante enormi pressioni, perché si passi al voto a maggioranza. E il primo premtore, diciamo così, no, di questa modifica fra il voto all'unanimità e il voto a maggioranza è niente poco di meno che il nostro esimissimo presidente Mattarella, no, il quale, qui non appena si nomina il suo nome scattano 20 intercettazioni, no, il quale non ha fatto mistero, no, in ogni sua dichiarazione, che dice sì, l'Unione Europea bisogna modificare il sistema di voto all'unanimità, perché così facendo l'Europa sarà più forte. Ora, ricordiamoci sempre una cosa: la sovranità è una, se c'è qualcuno che ha più forza, qualcun altro è più debole. E qui il discorso è molto semplice: se l'Europa è più forte con un voto a maggioranza, il singolo Stato è più debole. Ma non solo, è in pericolo la democrazia, perché significa molto semplicemente che se gli altri paesi a maggioranza dicono qualcosa contro l'Italia, anche se il Parlamento fosse il 100% contrario a qualche cosa che ci viene imposta, e non possiamo farci niente, perché il combinato disposto di voto a maggioranza e preminenza del diritto europeo rispetto al diritto italiano, cosa che anche qui non è vera, ma che l'hanno costruita in modo tale da far credere che sia così, comporta che la democrazia in Italia sparirebbe. Perché se dovesse decidere una maggioranza di persone di altri paesi in qualsiasi cosa che riguarda noi, allora che lo facciamo fare al Parlamento? Che facciamo le elezioni? Se volendo gli altri potrebbero tranquillamente decidere per noi e noi non abbiamo nessun modo di opporci. Questa roba è di un pericolo devastante, e purtroppo alcuni ingenui, mi verrebbe da dire anche in maggioranza, come ad esempio gli amici di Forza Italia, in nome dell'europeismo, no, e cose di questo tipo, invece erano d'accordo su questa cosa. Beh sì, è giusto, no? È giusto, perché se no altrimenti c'è il cattivone come Orban che blocca delle decisioni importanti, no, che sarebbero utili per tutti. No, il voto all'unanimità si ha proprio perché bisogna evitare il rischio che un paese si trovi costretto a fare delle cose anche totalmente contro la propria volontà espressa dal proprio Parlamento. E non è poco. E quindi il fatto che, nonostante appunto tutte le pressioni del caso, ci sia ufficialmente della prima volta che si pronuncia su questo tema, cioè il Presidente Meloni abbia dichiarato che l'Italia non andrà contro la regola dell'unanimità, è stata una cosa molto molto importante, molto importante. Ed è un'altra, diciamo così, delle vittorie di cui prendiamo volentieri merito come Lega, perché alla fine sono stati lunghi periodi in cui eravamo solo noi a spiegarla questa cosa, ma solo noi davvero, tutti gli altri, vabbè sì, ma l'europeismo, l'eurismo, più Europa, ecco no. Adesso se a un certo punto questi decidono che
tutti i migranti del mondo, no? Li rilocchiamo in Italia. Chi è d'accordo? Tutti calzano la mano, noi no. Vabbè, purtroppo la maggioranza è così, te becchi tutti tu. No, cioè, scusate, Maria Mercante. Quindi, insomma, qualcosa di buono è successo, ecco, anche sul finale della settimana scorsa. Decisamente. Senatore, ma questa settimana cosa dobbiamo aspettarci sul piano della politica in Italia? Beh, questa settimana si porta a casa uno tra i primi traguardi delle riforme istituzionali fra le più importanti di questa legislatura. Che è vero che è una legislatura di difesa, ma appunto qualche risultato importante ogni tanto si porta a casa. Questo sarà giovedì, e giovedì ci sarà il voto finale sulla legge della riforma della giustizia. Quindi quella dove verranno sanciti due principi fondamentali che sono, e andranno in Costituzione, che sono la separazione delle carriere fra il PM e il giudice, e soprattutto, dico soprattutto perché a qualcuno magari può sembrare secondaria rispetto a questa, ma vi assicuro che è primaria, il sorteggio dei membri togati per il Consiglio Superiore della Magistratura. Questa cosa significherà la fine delle correnti. E questo è fondamentale, perché se fino adesso il Consiglio Superiore della Magistratura era un altro di quegli organi che erano diventati politici ma senza elezione, cioè senza elezione dei cittadini, e voi non votate per il CSM. Quindi se a un certo punto lì nel CSM viene fuori la maggioranza di sinistra, tu paese sei di destra, ma non importa, perché tanto è così. No? E la parte, diciamo, eletta dal Parlamento all'interno del CSM è solo un terzo. Per cui anche qui, no, paradossalmente, se ci fosse il 100% dei parlamentari che vogliono eleggere dei componenti del CSM di una certa ispirazione politica, no, anche in questo caso sarebbero ininfluenti di fronte ai 2/3 diciamo nominati dai magistrati stessi. Ecco, col sorteggio è una maniera elegante per scardinare la spartizione di questi posti sulla base di correnti politiche. Per cui sarà un momento importante, ecco, giovedì. E poi però teniamo presente che ci sarà il referendum confermativo. Attenzione, non è come il referendum, quelli che devi fare il quorum e quindi puoi stare a casa e salta. In questo caso, sul referendum della giustizia, tutti devono essere pronti e mobilitati. Ogni sezione della Lega dovrà diventare un comitato per il sì al referendum, perché non c'è quorum. Bisogna mettersi lì e portare a casa la maggioranza di sì a quel referendum. Un attimo che però adesso vi devo salutare perché sono arrivato al posto dove devo andare, devo anche spiegare al gentile tassista dove deve mettersi. Perfetto, allora noi ci sentiamo la prossima volta. Grazie, va bene, ciao. Grazie ancora. Natalia, manda pure la sigla, per favore. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. È alle 19:11 minuti e 32 secondi, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna è ancora una volta al microfono con voi. Avete ascoltato il senatore Claudio Borghi Aquilini. Apriamo il telefono 0292947222 se volete intervenire. Se volete mandare le vostre zappe o WhatsApp 340 670 9659 per i vostri messaggi. Nel frattempo, già che ci siamo, diamo un'occhiata alle ultime notizie che arrivano attraverso l'agenzia ANSA, poi andremo a dare anche un'occhiata alla BBC per dare uno sguardo un pochettino all'estero su quello che sta succedendo nel nostro vasto orbe terracqueo, per usare l'espressione della Premier Meloni. Allora, l'ANSA apre con il Medio Oriente, scontri a fuoco tra Hamas e IDF, le forze armate di Israele, raid israeliani su Rafah. Secondo Haaretz, a Rafah i militanti di Hamas avrebbero aperto il fuoco con cecchini e missili anticarro.
Israele accusa Hamas di aver violato il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Hamas rinvia la consegna del corpo di un ostaggio. Ok al decreto legge per la sicurezza sul lavoro, stop alla scuola lavoro nelle attività ad alto rischio per gli alunni. Nei cantieri arriva il badge digitale, premi alle aziende virtuose e più ispettori. Nel comasco il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez, investe e uccide un anziano in carrozzina. Uccisa nel Veronese, questo ne abbiamo già parlato nel corso dell'altra metà della radio oggi pomeriggio con Laura Ravetto. Uccisa nel Veronese, lui si era tolto il braccialetto elettronico, l'uomo è stato arrestato. L'omicida già arrestata ad aprile, avrebbe violentato anche la cognata. Braccialetto elettronico pure per il rapper Faneto, picchiò la ex. Andiamo a dare un'occhiatina adesso anche alla Lagarde, che è stata al mercato a Firenze, tra i banchi con un occhio ai prezzi. E poi i dati INPS, i salari delle donne inferiori del 25% a quelli degli uomini, il rapporto di 79,80 € al giorno lordi contro i 107,25. Caso Garlasco, Nordio, a un certo punto bisogna avere il coraggio di arrendersi, di questo ne parleremo domani sera con la collega Manuela D'Alessandro. E poi abbiamo la Francia, fake news su Brigitte Macron, chiesti fino a 12 mesi di carcere. Adesso andiamo a vedere che cosa dice la BBC. La BBC apre con l'uragano Melissa che colpisce la Giamaica con dei venti violenti e naturalmente le autorità avvisano del rischio di inondazioni catastrofiche. L'altra diretta è quanto sta ordinando in questo momento il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Ha ordinato all'esercito di colpire immediatamente Gaza. Vediamo quindi la diretta di quello che sta accadendo. Tra l'altro, non appena Netanyahu ha dato l'annuncio del fatto che l'esercito israeliano sta per colpire molto duramente Hamas in quel di Gaza, si sono sentiti il rumore dei jet, il rumore degli aerei da caccia in quel di Gerusalemme. Lo riferisce il collega Andrew Lombard. Più di un'ora fa abbiamo sentito quelle che sembravano 3 cacciabombardieri che ci volavano sopra le teste. Circa 20 minuti dopo abbiamo sentito quello che sembravano altri 3 aerei che stavano volando nella direzione opposta. Poi è arrivato l'annuncio da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che sarebbero stati messi in atto dei potenti attacchi contro Gaza. Inoltre questo è un test del cessate il fuoco che è stato gestito e mediato da parte degli Stati Uniti d'America, e questo test avviene mentre sia Hamas che Israele si accusano di averlo violato. La pressione americana però dovrebbe assicurare la sua sostanziale tenuta. Dall'altro lato, invece, in quel di Gaza c'è il corrispondente Rashdi Abu Alouf per la BBC che dice che questa sera a Gaza è palpabile la paura e la tensione dopo che appunto Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di lanciare degli attacchi immediati sull'enclave. Dei testimoni in alcune aree di Gaza City e a Khan Yunis hanno detto che le persone sono scappate a chiudersi in casa nel momento in cui l'ordine d'attacco si è appreso. Nella martoriata striscia le strade si sono svuotate non appena hanno saputo dell'attacco israeliano, dice Ala Saleh, un insegnante che ora lavora come tassinaro alla BBC. Tutti volevano tornare nella propria tenda o casa prima che arrivassero gli aerei. Molti negozi hanno chiuso le saracinesche prima del crepuscolo e i mercati che di solito sono affollati sono ora silenziosi. I residenti locali dicono che dei terroristi armati di Hamas che gestivano dei checkpoints sulle principali strade della striscia di Gaza adesso si sono ritirati, sono scappati poco prima del tramonto. La nuova tensione arriva in mezzo a una crescente incertezza che circonda la fragile tregua
e gli sforzi continui per recuperare i corpi degli ostaggi israeliani che si ritiene che siano rimasti sotto le macerie delle case oppure dentro i tunnel. I residenti a Gaza hanno descritto un mix di ansia e stanchezza dopo mesi di violenza e i continui avvisi da parte israeliana di nuove operazioni militari. Tra l'altro il ministro della difesa Israel Katz dice adesso che Hamas pagherà un prezzo molto pesante, sottolineando che il gruppo ha attaccato i soldati delle IDF a Gaza e ha violato quindi l'accordo per il cessate il fuoco. L'attacco contro i soldati israeliani a Gaza quest'oggi da parte dell'organizzazione terroristica Hamas sta superando una linea rossa davanti alla quale, dopo la quale le IDF risponderanno con grandissima forza. Hamas pagherà con gli interessi per aver attaccato i soldati e per aver violato l'accordo della restituzione degli ostaggi defunti. Quindi, come vedete, la situazione è estremamente in divenire nei minuti in cui vi parliamo. Evidentemente i jet israeliani si sono levati in volo e stanno già colpendo gli obiettivi che sono stati loro assegnati. Nel corso dei prossimi minuti o delle prossime ore sapremo dove l'aeronautica israeliana ha colpito e dove eventualmente si è mosso l'esercito israeliano. Tra l'altro, sempre per la diciamo così correttezza, si fa per dire, di Hamas, c'è una dichiarazione sempre da parte dell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, dice che una bara che è stata restituita da Hamas lunedì, quindi ieri, non conteneva il corpo di un altro ostaggio morto. I test medico-legali hanno mostrato che questi resti appartenevano a Ofir Zarfati, il cui corpo è stato recuperato dalle forze israeliane alla fine del 2023 e non appartiene ad alcuno dei 13 ostaggi ancora a Gaza, dei 13 ostaggi morti ancora a Gaza. E quindi Netanyahu ha accusato Hamas di una chiara violazione dell'accordo firmato 2 settimane fa per il cessate il fuoco a Gaza. Non c'è stato alcun commento immediato di risposta da parte di Hamas. I terroristi hanno detto anche di essere impegnati a rispettare l'accordo che è stato mediato da Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, ma che c'è bisogno di aiuto per trovare dei resti che sono seppelliti sotto i detriti che sono stati lasciati da 2 anni di guerra. Tra l'altro c'è uno scambio di accuse perché Hamas ha accusato Israele di cercare di fabbricare dei pretesti falsi per nuovi passi aggressivi a Gaza e dice che Israele sta impedendo gli sforzi per trovare i corpi nella striscia di Gaza e chiede ai mediatori di permettere alle autorità preposte di portare a termine i loro compiti umanitari senza calcoli politici o di aggressione. E dall'altro lato invece Israele accusa Hamas di un diciamo così, di un piano per il depistaggio, dal momento che Hamas ha ancora una volta rinviato la consegna di un ostaggio, del corpo di un ostaggio morto. Tra l'altro c'è un filmato che è stato girato da un drone delle IDF, si vede un corpo che viene tirato fuori da un edificio a Gaza, viene messo in un telo, in una tomba non molto profonda che poi viene coperta con la terra. Israele dice quindi che Hamas ha compiuto una finta esumazione. Quindi, come vedete, questi corpi ce li hanno da qualche parte, evidentemente, li tirano fuori col contagocce, anche perché sanno che nel momento in cui hanno finito i corpi e li hanno restituiti, poi dopo dovranno deporre le armi. Questo è il piano previsto dall'accordo di pace di Trump e significa anche che devono arrendersi completamente e non mi pare che questi vorranno arrendersi, anzi. Tra l'altro, ieri sera
proprio durante la puntata di Zoom, io vi ho letto una dichiarazione di Re Abdallah di Giordania, il quale diceva: noi non andremo a Gaza a fare il peace enforcing, cioè la pacificazione della striscia, ma noi andremo per il peacekeeping, cioè per il mantenimento della pace. Che cosa vuol dire questo? Che la Giordania, come l'Egitto, non manderanno dei soldati a pattugliare le strade e a sparare addosso a quelli di Hamas, ma aspettano che qualcun altro lo faccia al posto loro, in modo tale che poi loro arrivano e si occupano esclusivamente di addestrare la polizia che si occuperà di garantire l'ordine a Gaza, e eventualmente spareranno solo se verranno attaccati da qualcuno, nient'altro. Quindi ancora una volta il lavoro sporco lo deve fare per forza Israele, visto e considerato che anche gli americani hanno detto di non voler essere coinvolti in una guerra nella striscia di Gaza. Quindi, come vedete, è una situazione di nuovo in divenire, è una situazione in cui c'è una certa ebollizione. Tra l'altro la BBC ci ricorda alle 19:23 minuti e 40 secondi che questa non è la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco che Israele ha affermato che i suoi soldati sono stati attaccati da Hamas. La scorsa settimana le IDF hanno lanciato degli attacchi dopo aver detto che 2 soldati erano stati uccisi a Rafah. Hamas ha detto di non essere responsabile e di non aver avuto contatti con i terroristi nell'area, dal momento che le comunicazioni, specialmente quelle telefoniche, sono state tagliate nel mese di marzo. Vediamo che cosa succederà. Naturalmente vi daremo tutti gli eventuali aggiornamenti su questa situazione. Tornando a Garlasco, il ministro Nordio stasera ha detto questa cosa: senza entrare nel merito, questo lo riferisce l'ANSA, i cittadini assistono a un paradosso. Ci sono delle inchieste parallele, una si è conclusa anni fa e una persona ha subito anni di prigione, e una adesso che va in direzione opposta. Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio al Salone della Giustizia in corso a Roma. Ci sono processi e indagini che vanno avanti perché la verità non si è mai trovata. A un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi. È difficilissimo dopo 20-30 anni ricostruire una verità giudiziaria, ha aggiunto Nordio, sottolineando che l'azione penale però è obbligatoria. I PM che stanno seguendo questa seconda inchiesta sono persone serissime e se sorgono dubbi sulla colpevolezza del primo imputato è giusto indagare. Però intanto l'ha detto, quindi vediamo che cosa succederà. Il telefono è sempre aperto, 0292947222, se avete voglia di intervenire per telefono, oppure 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Ieri, tra l'altro, io non ho fatto a tempo a rispondere, andiamo a recuperare il messaggio, a rispondere alla nostra Pina da Monza e Brianza, che aveva scritto: buonasera alla vostra gentile ospite, cioè ad Anna Cisint. Vorrei chiedere se è possibile aprire una chiesa islamica in un locale di un condominio dove prima c'era un'attività di vendita di un supermercato. Grazie per la gentile risposta. Intanto non è una chiesa ma una moschea. Ma detto ciò, se non c'è appunto l'autorizzazione, ovviamente no. Bisogna vedere com'è accatastata quella che era l'attività di vendita, che cosa si vuole fare, eccetera, eccetera, eccetera. E così nascono le cosiddette moschee abusive, che sono un bel problema per quanto riguarda naturalmente anche il rapporto tra la Repubblica Italiana e la confessione islamica. Vedremo con la legge che viene messa a punto, con la proposta di legge che verrà messa a punto dalla Lega, vedremo che cosa ci sarà in merito. A proposito, questa sera l'Aula della Camera ha approvato, dice ancora l'ANSA, in via definitiva la riforma dell'esame di Stato, che torna a chiamarsi esame di maturità. Si prevede che gli studenti debbano sostenere tutte le prove, compresa quella orale, per superare l'esame. Le materie del colloquio saranno 4, saranno decise dal Ministero a gennaio. Le commissioni di esame saranno costituite da 2 membri esterni e 2 interni. L'emiciclo di Montecitorio ha dato via libera al provvedimento con 138 voti a favore, 91 contrari, 9 astenuti. Il provvedimento introduce misure strutturali anche per il canale della formazione 4+2, la sicurezza degli edifici scolastici, valorizzazione dei docenti,
confermando una visione di scuola più moderna e centrata sulla crescita degli studenti. Ulteriori misure sono volte ad assicurare nuove risorse alle scuole di Agenda Sud, a stanziare 240 milioni per il rinnovo del contratto della scuola, a garantire regole di sicurezza più stringenti per i viaggi di istruzione. Si tratta di una svolta importante. Con questa riforma ridiamo senso alla maturità, restituendo un valore a passaggio decisivo del percorso formativo delle studentesse e degli studenti, riaffermando i principi del merito, dell'impegno e della responsabilità individuale. Per questo, dal prossimo anno non sarà più possibile boicottare la prova orale. Chi farà volontariamente scena muta sarà bocciato. L'orale si concentrerà su 4 materie scelte a gennaio di ogni anno. La valutazione finale terrà conto anche dell'impegno del candidato in attività extrascolastiche particolarmente meritorie. Questa legge non si limita a rinnovare l'esame, ma guarda all'intero sistema educativo col passaggio della filiera tecnologico-professionale del 4+2 da sperimentale a ordinamentale. Ogni giovane potrà contare su un'istruzione tecnica e professionale di 4 anni, con programmi fortemente innovativi e un rapporto più stretto col mondo delle imprese e del lavoro. Con questa legge diamo anche più soldi in busta paga ai docenti, più risorse per Agenda Sud, rafforziamo la sicurezza delle scuole, potenziamo la formazione dei docenti, fissiamo paletti più stringenti per i servizi di trasporto e le gite. È un ulteriore passo avanti verso una scuola che mette al centro la persona e lo studente e ne accompagna la crescita con serietà e competenza, ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Noi intanto vediamo un po', sono le 19:29, abbiamo una chiamata, però io chiedo al gentile o alla gentile ascoltatore o ascoltatrice 10 secondi di pausa e poi la prendiamo subito. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora, prendiamo questa bella telefonata alle 19:29 55 secondi. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Lucia di Pogliano. Oh mia cara, che si dice di bello? Allora, complimenti a tutti e due, a te e al grande Borghi, per la bella chiacchierata che avete fatto, insomma chiacchierata e poi guarda, se sentire le notizie che dai lì, come si chiama, su Israele contro, mamma mia, mi va via la mente. Quei pazzi Israele che non contro vogliono Hamas. non voglio lasciare le armi, mi viene da piangere. Comunque Antonino, volevo dire una cosa. Siccome oggi stavo sentendo, poi vedendo se facevano passare la notizia di Orban che ha incontrato Salvini. L'hanno fatto passare stamattina su Skype, me l'hanno detto che io non è che posso stare qua tutto il giorno. E adesso mi hanno detto che l'hanno detta su Rai 3. Vediamo bene, voglio vedere se la dico a quanti canali, quanta televisione lo dicono. E che Mattarella è molto infuriato perché sono contro l'Europa. Mi spiace, non me ne frega niente, sei infuriato con Mattarella. Te cosa dici, Antonino? Ma io dico ciao, che per carità, ciao, buonasera, grazie ciao. a te. Allora, intanto dico questo, questa è di pochi minuti fa, Israele, dicono le agenzie locali e naturalmente le agenzie stampa, lo riferisce la BBC, Israele ha lanciato 3 attacchi aerei contro Gaza. Questo è quello che conferma anche un portavoce dell'Agenzia per la difesa civile, per la protezione civile di Gaza, che ovviamente è gestita da Hamas, dice all'AFP che Israele ha lanciato almeno 3 attacchi aerei. Le IDF, le forze armate di Gerusalemme, non hanno ancora commentato queste notizie. Naturalmente, se ci saranno aggiornamenti, e ovviamente col passare dei minuti ne avremo altre sicuramente, vi diremo che altro sta succedendo. Per quanto riguarda il presidente Mattarella e il fatto che Orban abbia incontrato Matteo Salvini non è soltanto il ministro dei trasporti, è altresì il vice premier del governo italiano e trovandosi facendo fa anche parte
del gruppo dei patrioti in Europa, per cui ha tutto il pieno diritto di incontrare Orban, scambiare le sue opinioni con lui e parlare di quello che vuole. 1. 2. Il Presidente della Repubblica è europeista. Questo governo ha una visione diversa del modo di essere dell'Unione Europea. Il Presidente della Repubblica magari può non gradire le posizioni del governo, ma il governo riposa su una maggioranza che è stata attribuita da deputati e senatori che sono stati eletti alle elezioni nel 2022. E sappiamo tutti da chi è composta questa maggioranza, per cui è la democrazia. Dopodiché torniamo ancora una volta a riflettere sulla figura del Presidente della Repubblica, che in questo paese, diciamo da Sandro Pertini in poi, ha abbandonato il ruolo cosiddetto notarile del settennato, a parte il fatto che venivano eletti solo una volta. Ha abbandonato il ruolo notarile del settennato per diventare sempre più interventista, fino all'attuale Presidenza della Repubblica, in cui l'attuale Presidente della Repubblica è stato rieletto con un'ampia maggioranza parlamentare. Io credo che sia opportuno nella prossima legislatura, se ci sarà ancora il centrodestra al governo, avviare una rapida riflessione sull'equilibrio dei poteri e capire che cosa vogliamo fare. Io sono sempre del parere che si debba passare a una repubblica semipresidenziale alla francese, perché se vuoi stare 14 anni al Quirinale, allora è meglio che decido io andando a votare insieme a tutti gli altri, cioè tutto il popolo italiano. Un Presidente della Repubblica con un mandato così lungo è chiaro che necessariamente non resta, diciamo, nell'ambito di quella immagine, peraltro, come potremmo dire, abbastanza lasca, che viene definita dalla Costituzione sul suo ruolo, sulle sue prerogative, sulla sua attività, perché sappiamo tutti che con l'uso costituzionale, con il comportamento dei predecessori, ogni Presidente della Repubblica, questo va a disdoro della classe dirigente, perché in una Repubblica parlamentare il Presidente della Repubblica comunque deve trovare un contrappeso nella classe politica, che deve essere una classe politica forte. Quando la classe politica evidentemente non è così forte come poteva essere prima, allora è chiaro che si aprono nuove prospettive, si aprono nuove possibilità per chi occupa la suprema magistratura dello Stato. E naturalmente poi queste prerogative si trasmettono da un inquilino all'altro del Quirinale e poi arriviamo a 14 anni di permanenza al Quirinale. Credo che o si fa il premierato, ma si scrive una volta per tutte nella Costituzione che il Presidente della Repubblica è eletto 7 anni e non è rieleggibile, oppure si ragiona seriamente di un semipresidenzialismo alla francese. Io la vedo così. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, vai col punto. Bonsoir, un saluto complesso oblige, madame et monsieur, con molto va bene, ladies and gentlemen, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna su Radio Libertà, la Talk Radio. E adesso c'è il punto di Michele Caruso. Vai. L'intolleranza, di questo si tratta, di intolleranza to cure sui temi del Medio Oriente, del conflitto sulla striscia di Gaza, dei tempi dell'Intifada, è ritornata anche a Venezia nel pomeriggio in un'aula dell'Università Ca' Foscari, dove un gruppetto di attivisti pro palla ha impedito lo svolgimento di un incontro dibattito sulle prospettive di pace, interrompendo antidemocraticamente, incivilmente, un incontro a cui stava prendendo parte l'ex parlamentare pidino Emanuele Piano, con slogan e cartelli contro il sionismo. L'incontro è stato promosso dall'Associazione Futura in collaborazione con la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, presieduta da Antonio Silvio Calocci. Nei giorni scorsi il Movimento Fronte Gioventù Comunista aveva annunciato una manifestazione contro i sionisti nell'università. I ragazzi che avevano
organizzato l'incontro, ha riferito Piano, avevano deciso di spostare la sede e così hanno fatto una mezz'ora con domande e risposte, quando una quarantina di ragazzi con fiscioni e cartelli sono entrati e hanno detto che non lo avrebbero fatto più parlare. Ha provato in tutti i modi a continuare, ma hanno continuato a parlare e a dire su di lui falsità, il principio fascista che hanno loro in mente è che ciò che uno vuole dire è che non ha idee come le loro, non debba parlare. E dunque è rimasto scioccato. L'ultima volta che è espulso Fiano da un luogo di studio, dice è capitato a suo padre nel 1938, quando c'erano le leggi razziali, con suo padre ha commentato solidarietà all'ex deputato PD e giunto da tutti gli schieramenti politici, trasversalmente, Redem, Piero Fassino e Simona Malpezzi, Peppe Provenzano, da Carlo Calenda fino a Gianmarco Centinaio. Anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso vicinanza a Piano, ma comunque tiene a precisare che almeno in questo caso citare il fascismo come principio guida per i Pro-Pal è un po' azzardato, forse riservando al fascismo le dubbie colpe storiche verso gli ebrei italiani e chiamare invece con il loro nome le idee che scrivono oggi i Pro-Pal sarebbe più onesto e opportuno, aggiungerei. Dunque un tuo pensiero su questo, perché comunque a prescindere da come la si pensi, in Italia c'è l'articolo 21 della Costituzione che va tutelato e garantisce la libertà di parola, di espressione, di esercizio orale, e dunque tanto più una sede come l'università che si presta al dibattito deve lasciare ognuno di esprimere le proprie idee. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Beh, buon caffè all'onorevole Fiano e ben svegliato nel mondo com'è. Cioè, a me dispiace molto che l'onorevole Fiano sia stato discriminato, gli sia stato impedito di parlare e sia stato maltrattato perché è ebreo. E questa è una cosa schifosa che mi riporta molto al 1938, cosa che mi fa ancora più schifo. Per cui anche io esprimo con molto affetto, aggiungerei, e con molto rispetto la mia solidarietà all'onorevole Fiano. Però adesso, a questo punto, vorrei anche che l'onorevole Fiano prendesse atto di una cosa, che è molto semplice. I Pro-Pal non vogliono nessuna democrazia, non vogliono nessun discorso democratico o confronto. I Pro-Pal sono dei fiancheggiatori di Hamas che come tali ripetono a pappagallo quello che la propaganda di Hamas sottolinea, punto. Ed è cioè è impossibile, non è che è inutile, è impossibile discutere di queste cose con loro. Perché nel momento in cui tu provi a discutere con loro, loro a prescindere hanno ragione. Perché? Perché l'ha detto Hamas. E questo è pazzesco, questo è clamoroso. Del resto, torno a ripetere, l'onorevole Fiano appartiene al Partito Democratico, PD, che fino alla settimana scorsa coccolava quelli della flottiglia che è andata che voleva andare a Gaza, che non ha portato un cacchio di niente come aiuti, anche perché alla fine non so quante tonnellate dovevano portare di mangiare, roba che bastavano un paio di camion per portargliele. Gli israeliani saliti a bordo hanno trovato preservativi, alcol, droghe e un po' di mangiare. Quindi, eppure coccolavano gente così, eppure coccolano quelli che vanno in strada con la bandiera palestinese, Free Palestine. Poi però scoprono improvvisamente che Free Palestine dal fiume al mare significa la caccia all'ebreo. Ecco, io mi auguro, non tanto per l'onorevole Fiano, ripeto, al quale va il mio rispetto e la mia solidarietà, quanto per il Partito Democratico, che si avvii una seria riflessione su che cazzata madornale hanno combinato, mettendosi dalla parte di gente che molto spesso è stata contigua a personaggi a loro volta tifosi di Hamas, se non simpatizzanti, se non contigui, se non con le manine mischiate lì e nella fratellanza musulmana. E forse sarebbe il caso di riflettere su queste cose, piuttosto che continuare a dirci che oggi è il 28 ottobre e quindi dobbiamo stare attenti al rischio fascismo. Il 28 ottobre è passato da un bel pezzo, quindi dovremmo stare attenti a un altro rischio,
quello del nazi-islamismo, come viene giustamente chiamato. Anche perché durante la seconda guerra mondiale il Gran Muftì di Gerusalemme stava con Hitler, giusto per essere precisi. Comunque, vabbè, sopravviveremo anche a questo, bella gente, state tranquilli. Intanto la BBC batte, perché Hamas naturalmente attraverso il suo Ministero della Salute fa sapere che i morti ora sono più di 68.500 da quando la guerra è cominciata il 7 ottobre 2023. Chissà chi è stato a far cominciare questa guerra, eh? E il Ministero aggiunge che una quantità di vittime sono ancora sotto le macerie in aree in cui le truppe di emergenza non sono state in grado di raggiungerli. Da quando è cominciato il cessate il fuoco, il Ministero dice che sono state registrate 94 morti. Sarebbe interessante sapere quanti di questi morti sono miliziani di Hamas. Nelle ultime 24 ore gli ospedali nella striscia hanno registrato 2 morti. 2 corpi sono stati restituiti, sono stati ritrovati sotto le macerie, e altri 7 sono invece i feriti, dice ancora il Ministero, che vi ricordo è sempre guidato da Hamas e detta i numeri che Hamas, cioè riferisce i numeri sulla base del fatto che è guidato da Hamas, punto. Però naturalmente sono 70.000 morti, genocidio, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Andiamo a vedere ancora l'ANSA, vediamo se abbiamo qualche altro aggiornamento sul nostro paese. Sono già le 19:44. Io comincio a darvi appuntamento domani alle 18 e 5 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ecco, avevamo diritto e rovescio. Brava Natalia, mandalo pure per favore. Pierluigi Magnaschi. Il prossimo giovedì avverrà l'incontro in Corea del Sud fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Cina Xi Jinping. L'incontro è il primo tra i 2 leader nel corso di questa presidenza di Trump. Vista la fregatura planetaria che Trump ha subito in Alaska nell'incontro con Putin, dove il presidente americano ha steso il tappeto rosso al leader del Cremlino senza peraltro ottenere nulla, questa volta l'incontro è stato preceduto da lunghe trattative, anche se la sua conclusione è tutt'altro che certa e scontata. Ad esempio, questa volta era stato detto che la Cina avrebbe interrotto o molto diminuito le sue importazioni di petrolio dalla Russia. Invece, prima ancora che avvenga l'incontro, questo impegno è stato subito smentito dai cinesi, che pur ribadendo che si augurano che la guerra in Ucraina finisca al più presto, ribadiscono il legame e l'amicizia con Mosca, per cui continueranno a importare le sole cose che la Russia può esportare, cioè il petrolio e il gas, peraltro a prezzi più ridotti rispetto a quelli internazionali. Va bene, bella gente, grazie ancora una volta a Pierluigi Magnaschi. Per questa sera noi abbiamo finito, ci salutiamo con Umberto Tozzi, Gente di Mare del 1987. Appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.